Vangelo secondo Matteo, capitolo 13. A introduzione. Quello giorno Gesù ascetta rinda a casa sua e se niente in coppa a nascondere o lago. In un momento si cominciò a s'accucchiare innanzi a essa tanta gente, che aveva in coppa una varca. Si mettette assettata in coppa a quella varca e tutta la gente si era fermata in coppa all'arena. O seminatore. Quello giorno parlai a loro di tante cose, servendosi solo le parabole, e cominciai a dicere. Un campagnolo un giorno se ne a seminare, e mentre seminava, una parte che la semente caretta mezza via. Venette subito l'uscirla e si mangiai nella semente. Altra semente caretta in terreno china e preta, che la semente spuntai ambressa, perché non c'era poca terra. Ma come ha scelto il sole, che li file evere s'abbruciai in ambressa e si seccai, perché la terra era troppo poca, e non potettene mettere, è raro che insinna in funna. Altra semente poi, caretta in da terra china e spenzuna, ma chi li spenzuna crescette e affugai in ambressa che la semente, e non portai frutto suoi. Per ultimo, un'altra parte è che la semente caretta in da terra buona, e portai assai frutta, a 30, a 60 e a 200%. Mo, chi tiene orecchie buone si sforzasse per capire. Perché Gesù parla in parabola? Quando poi Gesù a sera tornai rinda a casa sua, tutti i discepoli suoi si accostarono a essa e le ricettano. Maestro, perché quando parla con la gente parla sempre che parabola? E Gesù rispondette a loro dicendo, perché a voi Dio vi fa conoscere meglio e tutta l'altra i progetti suoi da salvezza. A tutta l'altra gente invece fa conoscere solo per mezzo delle parabole, perché a chi tiene sarà rata e chiù e sarà rinda razza a chi tiene. Invece poco sarà luato pure che lo poco che tiene. Questo è il motivo perché io parlo con tutta la gente per mezzo delle parabole, perché loro pure si guardano e come se non vedessero niente, eppure si sentono e come se non sentissero niente. A così si accomplisce per loro che la profezia di Isaia che diceva: voi siete a ride, ma non sarete capaci di capire niente. Guarda a ride, ma non sarete capaci di vedere niente. Perché il cuore di questo popolo è diventato tosto e le orecchie loro si sono appilate. Hanno inserrato l'occhio per non vedere, hanno appilato le orecchie per non sentire. Hanno inserrato il cuore loro perché non vogliono cagnare vita a loro e non si vogliono accostare a me perché io potesse fare sta buona. Io vi posso assicurare che tanti profeti e uomini giusti hanno desiderato vedere tutto quello che voi state vedendo, ma non l'hanno potuto vedere. Hanno desiderato e sentire tutto quello che voi state sentendo, ma non l'hanno potuto sentire. Viate per questo, l'occhio vostro, perché possono vedere e le orecchie vostre possono sentire. Spiegazione della parabola dello seminatore. Appizzate le orecchie buone e cercate di capire la parabola dello seminatore. Tutte le volte che uno sente la parabola regna e non la capisce, menoriavel e sa roba che è stata seminata dentro il cuore suo. Questa è la semente che è caduta in mezzo alla via. Che la semente che è stata seminata dentro la terra, chi ne è prete, affiura un uomo che sente che la parola è subito raccoglie con priezza, ma non tiene rara che rinda essa e non è costante. E quando arriva un'afflizione, una guerra, a motivo della parola, chi rimane scandalizzato. Che la semente caduta dentro la spenzuna affiura chi che sente la parola, ma l'apprensione comune è che l'unganna la ricchezza fanno affugare che la parola è questa non porta frutto. Che la caduta dentro la terra buona è chi che sente la parola e subito la mette in pratica. Chi si porta frutto a 200, a 260 e a 230%. Parabola lo grano e la zizzania. Poi Gesù ricetta allora che è stata parabola. O regno di Dio si può paragonare a un uomo che ha seminato un grano buono in da terra sua. Mandanamente serve dormivano, non amici suoi seminai rinda chilo grano a gran megna.
l'erva malamente e poi senza ne far donare se ne fuietta. Quando il grano stava maturando, insieme col grano comparette pure a gramigna, rinda quella terra. E servo correttero innanzi al padrone le ricettene. Padrone, ma tu non hai seminato un grano buono rinda terra tua? E dove è uscito fuori tutta questa gramigna, mezzo grano? Certamente, rispondette il padrone, una persona che non mi poteva proprio alleggerire mi teneva un coppo stomaco. Ha voluto fare questo rispetto. Padrone, le ricette subito ai servi suoi, vuoi tu che noi abbiamo a scippare in dei rari tutte che l'erba malamente? No, rispondette al loro padrone, perché facendo così, ci sta il pericolo che voi stradacarite pure un grano buono. Lasciate che potesse crescere insieme, poi quando arriverà un momento la raccolta, dicerà già tutte quelle che gli arranno a mettere. Coglite prima la gramigna e attaccatela a mazzariella per far bruciare in do fuoco. O grano invece, mettetela in do granaia mia. O granella e senape. Gesù conta allora ancora che stata parabola. O regno dei cieli si può paragonare a una semente e senape, che non parzuonare pigliare e seminare in da terra soia. Che la semente, prima di essere sementata in da terra, e a più piccerelle tutti i lati semente che stanno in coppa a sta terra. Ma una volta cresciuta diventa più grossa e tutta la verdura, tanto che l'uccello, vanno a fare i niveli loro in de frasche soia. Parabola dell'olive. Poi ricetta allora pure che è stata parabola. O regno dei cieli si può rassomigliare un poco ai crescite, che una femmina pigliata e l'hanno scusa in da 3 misure e farina. Subito che lo Cristo facette crescere tutta la pasta. Tutte queste cose ricetta Gesù innanzi a quella folla, parlando che parabola, e non parlava con loro, sino con e parabola, perché si accompisse tutte quelle che era stata dritte per mezzo del profeta. Io parlerà innanzi a tutta la gente che parabola, e farà conoscere così e cosa hanno scusa. E quando è stato creato questo mondo. Spiegazione della parabola da zizzania. Quando poi Gesù si arrasai a quella folla e se ne tornai a casa, i discepoli suoi si accostarono a essa e le ricettano. Maestro, spiegaci la parabola rorana e la gramegna, che è cresciuta in da terra. E Gesù ricetta a loro, chi che semina il grano è il figlio dell'uomo, o campo è il mondo. A semente buona sono tutti i figli del regno, a gramegna sono i figli del diavolo. Chi non è nemico che ha seminato la gramegna è il diavolo. A raccolta da fiore a finitura e questo mondo. E chi che mettono sono l'angelo. Come parzuonare il ragazzo che l'era malamente e a mettere poi in fuoco per far bruciare? La stessa cosa succederà quando verrà la fine di questo mondo. O figlio dell'uomo manderà tutte le angeli suoi che cucchieranno in tutte le pizze della terra, tutte quelle che verranno fatte infamità, e butterà in quella fornace di fuoco. Addogliagneranno per sempre, come a tanti risparati. Tutte le giuste invece ci brenneranno come il sole rindo il regno del Padre mio. Chi non tiene a capo, sul per spartere le orecchie, se sforzasse a capire. Parabola del tesoro nascosa era bella. O regno dei cieli è come un tesoro nascoso rindo un campo. Non, zappando chi lo campo, trova chi lo tesoro e la nasconde nata volta rindo a quella terra. Poi, tutto priato, va a casa, si vende tutte le bene sue e s'accatta che la terra per s'appropriare e che lo tesoro. O regno dei cieli rassomiglia a un mercante che va cercando perle assai preziose. Vrome chiste averinde in mano una perla che ne valore, va a casa, si vende tutte quelle catene e s'accatta che la perla. A rete buttata a mare. O regno dei cieli si può rassomigliare pure a una rezza, che i pescatori vottano a mare per pigliare ogni sorta di pesce. Quando che la rezza china i pesci, i pescatori la tirano in terra e poi, assettati in coppa a uno scoglio, fanno scartere i pesci. I pesci buoni e mettono in dei spaselli. E i pesci invece che non sono buoni per mangiare e vottano a mare una volta. La stessa cosa succederà pure alla fine di questo mondo. Tutti gli angeli metteranno i buoni da una parte e i fedeli da un'altra parte. I buoni si porteranno con loro rindo il regno di Dio, e tutte infame invece saranno buttate rindo la fornace di fuoco, a dove chiagneranno per sempre,
si riaranno e riende mocca come a tanti disparate. Conclusione. Avete capito tutte queste cose? Sì, rispondettero loro. Perché se veriga, ogni massa di legge che diventano scelta rindo regno dei cieli e come un capo di casa che tira fuori rindo tesoro suo e cose nuove e cose vecchie. Visita Gesù a Nazareth. Quando Gesù fernette conta tutti chi li fattarielle, partette là, a rinda città di Carrafarnao, e ne ette in una città di Nazareth, che era patria sua, e si mettette a lezionare la gente rinda la sinagoga loro, e tutta la gente rimanette incantata e chi ne maraviglia, e dicettene, ma chi sa dove va pigliare tutte queste cose? E che sapienza è mai questa che è stata data a essa? E tutti questi miracoli che fa con mano soia? Ma questo non è un figlio Roma a starascia? E la mamma soia non si chiama Maria? Non è un frate Giacomo, Giuseppe, Giuda e Simone? E tutte le sorelle soie non stanno qua, in tuo paese nostro? Ma dove va a pigliare tutte queste cose? E parecchie loro si scandalizzavano per esse. Poi Gesù dicette a loro, nessuno profeta ha mai avuto una sorta buona in tuo paese suo, fra i parenti suoi e dentro a casa sua. E non facette là parecchi miracoli proprio perché i paesani suoi non lo volettero credere.